Onorevole Pumiglia, parliamo di questa iniziativa che analizza la vita e la storia di tre papi, dei tre recenti papi. Noi parleremo della visita dei due papi, Giovanni Paolo II ad Agrigento, quando venne a fare l'anatema nei confronti della mafia, e Francesco a Lampedusa, primo viaggio apostolico per segnalare l'interesse della Chiesa nei confronti dei migranti, di questo dramma terribile delle migrazioni. E naturalmente parleremo anche di Papa Leone XIV, che a luglio tornerà sulle rive del Mediterraneo a riproporre l'impegno della Chiesa per gli ultimi, per quelli che Francesco chiamava gli scarti. E vogliamo che la memoria di questi due eventi venga rinnovata, che si ricordi la posizione forte della Chiesa, che sfida naturalmente i cattolici, ma non solo i cattolici, tutti i cittadini, a proseguire nell'impegno per la legalità e contro la mafia e nell'impegno dell'accoglienza nei confronti degli sfortunati che attraversano il mare, spesso ci restano, per cercare una vita diversa e nuova. Don Baldorrina ad Agrigento, parliamo di questo convegno che analizza l'attività verso l'immigrazione, verso la legalità dei tre papi, tra cui l'attuale Leone XIV. Sì, intanto un caro saluto a tutti i telespettatori, sono contento di essere qui. La diocesi di Agrigento si prepara a ricevere la visita di Papa Leone XIV il prossimo 4 luglio a Lampedusa. Il convegno che è stato organizzato rivisita la presenza dei papi ad Agrigento, Giovanni Paolo II, il famoso grido del cuore, l'appello alla conversione rivolto ai mafiosi, il pianto di Papa Francesco nel 2013, nel luglio del 2013. Adesso ci mettiamo in attesa del messaggio che vorrà consegnarci Papa Leone. Mi sembra di capire che Agrigento è davvero al centro di una geopolitica, quantomeno ecclesiastica, molto importante. Sono tre papi diversi che però hanno contribuito con le loro azioni a parlare di temi forti. Assolutamente sì, i primi due che ho citato, Giovanni Paolo II e Papa Francesco, hanno lanciato appelli molto legati alla storia, al territorio, l'appello contro la mafia Giovanni Paolo II, l'appello, la denuncia contro l'indifferenza Papa Francesco a Lampedusa. Ecco, ricordiamo tutti quella famosa espressione di Papa Francesco, la globalizzazione dell'indifferenza, è come se avesse aperto davvero una finestra, un portone su una realtà che tocchiamo purtroppo con mano. La sua esperienza a Roma? Un'esperienza bella, faticosa, porto nel cuore la realtà agrigentina, faccio tesoro di tutto quello che ho appreso qui ad Agrigento e cerco di fare la mia parte. Sì, Papa Leone che ci apprestiamo ad ospitare il 4 luglio a Lampedusa, ma oggi importante perché rivediamo, rianalizziamo quei messaggi forti che furono proprio lasciati a questa comunità dai precedenti papi. Devo dire un messaggio che è ancora attuale perché, come sappiamo bene, Papa Paolo Giovanni II ha fatto sicuramente un appello forte contro la criminalità organizzata, e quindi anche quello è un messaggio oggi ancora attuale, perché sappiamo come le organizzazioni mafiose ancora segnano il nostro territorio. Papa Francesco invece, ecco, quei valori di solidarietà, di fratellanza, ovviamente collegati al fenomeno migratorio, anche quello un fenomeno ancora attuale. Quindi oggi verosimilmente noi ci interroghiamo cosa hanno significato questi messaggi e cosa significano oggi a distanza di diversi anni, e quindi ecco, sicuramente significano, ecco, sollecitare ancora di più le coscienze civili, fare sì che quel percorso intrapreso dai precedenti papi e che ora virtualmente, ipoteticamente viene ripreso anche da Papa Leone XIV, ecco, siano, ecco, segnali di comunione, di solidarietà del nostro territorio, ecco, ma soprattutto di riflessione su questo rinnovamento e rinnovamento delle coscienze. È un'iniziativa che deve andare al di là della misura della semplice commemorazione. È piuttosto un ricordo che dobbiamo fare tutti insieme
per lasciarci ancora una volta interpellare dalla lezione, dalla testimonianza dei due pontefici, quello polacco e quello argentino, che sono venuti negli anni scorsi qui in Sicilia e in particolare qui in questa chiesa di Agrigento, in questa città di Agrigento, venendo ad annunciare il Vangelo e perciò a risvegliare fondamentalmente le coscienze. Papa Wojtyła di fronte al fenomeno della mafia in particolare e Papa Bergoglio di fronte o in riferimento in particolare al fenomeno della immigrazione e di quello che ormai da decenni purtroppo sta accadendo nel canale di Sicilia, che è diventato, come diceva Papa Francesco, un vero e proprio cimitero. Bisogna risvegliarci di fronte a queste problematiche e pensare come dare il nostro contributo, anche come cristiani, come comunità ecclesiale, in questo caso come diocesi agrigentina, a questo tipo di problemi che purtroppo continuano nella vita della nostra Sicilia, nella vita dei siciliani e nelle nostre vicende stesse, comunitarie, a volte anche personali. Una riflessione importante sull'attività dei papi Leone XIV, Giovanni Paolo II e Francesco. Sì, un'iniziativa interessante, quella di stasera, che vede insieme questi tre pontefici, suggestivo sulle orme di Pietro. Certo, dobbiamo considerare che seguire le orme di Pietro significa andare verso il martirio e quindi verso una corona di gloria. Giovanni Paolo II, ce lo ricordiamo tutti e soprattutto tutti ricordano quell'appello forte e spontaneo che ha segnato una svolta circa il rapporto, diciamo, Chiesa-mafia, quell'espressione forte dove Giovanni Paolo II diciamo, supera il parlare di mafia e si rivolge direttamente a voi. No? È una scossa forte, ha cambiato il passo, un passo che la Chiesa Agrigentina aveva già iniziato con un documento prima di questo momento che conosciamo, l'emergenza mafia, un problema pastorale. E sull'onda di Giovanni Paolo II, la visita improvvisa di Francesco a Lampedusa, suo primo viaggio apostolico, non è da poco, a Lampedusa per ecco, fissare l'attenzione sulla mobilità umana, sui migranti. Ma a me piace sottolineare che piuttosto che parlare di migranti quasi personalizzando e facendo diventare un fenomeno, no, la mobilità di uomini, di donne, di ogni età, con una storia, con degli affetti, che cercano una vita migliore e ahimè spesso, troppo spesso, trovano invece in questo splendido mare che è qui di fronte a me, trovano la morte. Una parola forte con quell'espressione che è entrata, diciamo, subito nella storia, no? La globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, l'indifferenza è veramente, direi in termini religiosi, un peccato grave, l'indifferenza. Io e te siamo dello stesso sangue, come facciamo a essere indifferenti? No? E ora l'attesa di Papa Leone, che si caratterizza nello stesso segno, una visita alla Chiesa Agrigentina nel luogo dove vive l'accoglienza, l'attenzione, la comunità lampedusana. Quindi un sostegno alla comunità lampedusana e ancora una volta un'attenzione su questi uomini, su queste donne che cercano una vita nuova. E Lampedusa, lì gettata al centro del Mediterraneo, ecco, diventa per alcuni la possibilità di un nuovo inizio, per altri un approdo definitivo.
un approdo definitivo, dove le speranze sono sommerse dalle acque, ma da credenti speriamo per loro, ecco, una vita luminosa. Ma questo non può smettere di interpellare le nostre coscienze, non solo di cristiani, ma di tutti quegli uomini e donne di buona volontà.